Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Spazio elettorale, questo è il secondo appuntamento della settimana. Noi procederemo, come già spiegato in apertura, di trasmissioni dedicate alla politica. Andiamo 3 giorni a settimana dando spazio a tutti nei limiti delle nostre possibilità. Chiaramente chi volesse partecipare può anche direttamente contattare la nostra segreteria di redazione e vedere se ci sono possibilità per essere ospitato in trasmissione. Non abbiamo preclusioni verso nessuno, abbiamo grande rispetto per questo appuntamento elettorale e crediamo che i cittadini debbano attingere da questi incontri elementi validi per poi decidere e scegliere su chi puntare. I nostri ospiti vi presento subito: Giuseppe D'Ippolito, Movimento 5 Stelle, grazie per essere qui; Sergio Stumpo, Più Europa con Bonino; Domenico Tallini, Forza Italia. Doveva essere con noi anche Aldo Rosa di Liberi e Uguali, ma purtroppo un incidente all'autostrada, nulla di grave, così ci dice la segreteria del partito, non può essere dei nostri stasera. Allora cominciamo, dico subito, non so se voi accettate un confronto con un scambio di battute oppure quelle cose un po' standard con le domande e risposte, non so, voi credo che non ci sia problema da questo punto di vista, no? Quindi facciamo una cosa libera. Cominciamo da D'Ippolito 5 Stelle. Campagna elettorale che sta entrando nel vivo, lo si intuisce anche dalle recenti polemiche che ci sono, no? Sì, le recenti polemiche sono nate su un eccesso di fiducia che il Movimento ha avuto nei confronti di alcuni suoi elementi, ma sono stati subito appostati dei rimedi, innanzitutto eliminando dal movimento queste persone che hanno avuto questo comportamento non corretto in base al nostro regolamento interno, non in base ad una legge. È stato creato un meccanismo per cui si potrà fare un controllo su quelli che vengono impropriamente chiamati rimborsi, e in realtà non sono rimborsi. Il rimborso è quando qualcuno deve restituire qualcosa che ha avuto e non doveva avere. Questi li potremmo chiamare come donazioni spontanee, volontarie. Io per la verità rilevo che questa situazione nella quale si è trovato in questi giorni il Movimento 5 Stelle ha avuto un'eccessiva esposizione mediatica. Non credo che sia un caso. Nasce questa storia dalle televisioni di Berlusconi e nasce in contemporanea a fatti di cronaca che a me appaiono ben più rilevanti, perché in queste ore... Anche tutti i giornali però, nel vero, sì, non sì, solo, infatti, ma ho detto nasce. E in questo momento è stato utilizzato, secondo me, per distrarre l'opinione da fatti di cronaca ben più importanti di cui non si sente parlare. Vi cito un esempio: in queste ore si sta celebrando a Palermo il processo d'appello sulla trattativa Stato-mafia, che coinvolge il senatore, l'ex senatore Dell'Utri, già ristretto nelle patrie galere, fondatore di Forza Italia,
su un fatto che mi pare di una rilevanza estrema per la storia d'Italia. Quindi lei dice questi sono gli argomenti che meriterebbero più attenzione? Mi pare proprio di sì, considerando che il problema che ha vissuto il Movimento 5 Stelle è un problema oggi già risolto ed è un problema tutto interno e che comunque io mi chiedo scusa ai cittadini italiani perché noi abbiamo restituito soltanto 23 milioni e 400 mila euro e non quelle centinaia di migliaia di euro in più che erano stati erroneamente contabilizzati. Bene. Domenico Tallini, Forza Italia. Ma io penso che è una vicenda molto più grave di come il rappresentante di 5 Stelle sta cercando di sminuire. Il messaggio non è quello che stanno cercando di far passare, che in fondo erano soldi loro che avevano destinato ad un fondo e pertanto non sono soldi pubblici. Questo è il messaggio che è. Ma se io per un attimo penso al significato di quello che è avvenuto e che riguarda il 10% circa dei parlamentari, perché se 10 parlamentari su 100 e qualcosa è una buona percentuale, è il significato subdolo che è contenuto in questa cosa, e cioè su questo principio 5 Stelle ha cavalcato e ne ha fatto un cavallo di battaglia per raccogliere il consenso. Ha demonizzato tutti gli altri parlamentari, ha detto che gli altri parlamentari sono pagati, hanno la retribuzione e lo stipendio da parlamentare ed era una vergogna quello che percepivano, e loro rifiutavano e avevano inventato questo fondo. E in base a questo fondo hanno chiesto agli italiani praticamente di essere votati. E allora, se scopriamo che una percentuale consistente di parlamentari invece faceva questo giochino, e per adesso ne sono venuti fuori 10, ma non sappiamo quanti in effetti sono. Certo è la campagna elettorale, certo è magari il giornale che ha avuto interesse a rendere noto questa notizia sarà pure un giornale vicino a Berlusconi, ma vi è che questi sistemi sono tipici delle campagne elettorali di 5 Stelle. Insomma, io stesso, invece di essere giudicato per come è per quello che posso tranquillamente proporre in termini di idee, in termini di proposte, e vengo dipinto sul web dal mio collega candidato, collega solo perché siamo candidati, come un soggetto che ha una carriera politica tale da addirittura accostarmi ai cosiddetti impresentabili. L'altra volta alla Lamezia, io in una simile intervista ho cercato di dare spazio più a rispondere, ho dovuto dare spazio più al tempo per rispondere alle accuse personali, la strumentalizzazione personale che l'avvocato Di Ippolito ha fatto nei miei confronti, e non ho potuto parlare né di programmi né di idee. Oggi io lo voglio assolutamente dire che personalmente io sono onorato, tra l'altro del curricula che il collega, l'avvocato Di Ippolito ha pubblicato sulla sua pagina di Facebook. Io non ho pagine di Facebook, non ricorro a questo sistema perché a me piace un po' il confronto diretto. Lui nemmeno mi conosce, non sa chi sono, pensa che sono i titoli accademici, probabilmente sarà stato uno di quei sessantottini che ha goduto dei privilegi di quella fase della vita
e quindi insomma, avrà avuto pure il voto diciamo, scontato, avrà avuto titoli accademici scontati, per poi, se posso assolutamente chiudere questa pagina che a me insomma molto ma molto fastidiosa. Io a 18 anni, a 16 anni, a 17 anni militavo in un partito, mi battevo per gli interessi della gente, insomma, cose che insomma, probabilmente vocazione civica che l'avvocato Di Ippolito ha scoperto a 60 anni, ma non è mai troppo tardi nella vita. Fermiamoci qui. Vuoi replicare subito perché poi devo andare avanti? Sì, posso replicare subito. Il consigliere Tallini dovrebbe sapere che è irrilevante se io lo conosco o non lo conosco. Io lo conosco a fondo in base alle cose che lui ha fatto in questi anni, ma la cosa più importante è che lo conoscono i calabresi, i lametini e i catanzaresi, e quindi questo è il dato di partenza. Ahimè lo conosce pure la magistratura. Io vorrei ricordare che il consigliere Tallini è rinviato a giudizio per l'inchiesta cosiddetta Catanzaropoli, per l'inchiesta, qual è l'altra, per una seconda inchiesta relativa, Multopoli. Quindi mi pare che se vogliamo confrontare i miei curriculum, i miei e i suoi, io sono assolutamente a disposizione. Me deve consentire assolutamente, no, non per altro, che praticamente per quanto mi riguarda, visto che la carriera politica ancora la deve intraprendere, lui si presenta come nuovo a 60 anni, vuole fare diciamo, il risultato elettorale demonizzando gli altri. Io le posso dire che sarebbe stato più interessante per lei invece apprendere che il sottoscritto è stato processato per altre 4-5 volte ed è stato sempre assolto con formula ampia e piena. Aspettiamo l'esito dei due processi pendenti. Questi sono processi molto minori dove io sono coinvolto per errore e glielo dico alla luce del sole, perché sono processi dove io ero stralciato, tipo quello per esempio delle firme false, e che poi per errori che nelle procure io le voglio chiamare errori e non voglio chiamarli in un altro modo, però sicuramente le posso garantire che sono attività che durante un'attività politica sicuramente possono avvenire, ma io, se lei pensa di essere un uomo di legge, un uomo che insomma tiene alla libertà, dovrebbe piuttosto domandarsi come mai io abbia subito una decina di processi e in queste decine di processi sono stato sempre assolto. Io attendo l'esito dei due processi. Ma a lei interessa più quelli che si devono svolgere, vero? Certo, no? è evidente, ma interessano non a me, interessano alla a me interesserebbe per esempio sapere, perché lei non ha partecipato alle primarie, alle parlamentari, mi interesserebbe sapere qual è il motivo per cui lei è stato candidato dai vertici, probabilmente mi interesserebbe sapere se lei si è fatto pagare una parcella da Grillo, da Grillo. Il comico Grillo, il suo leader, se lei si è fatto pagare una parcella per averlo difeso, se questa parcella c'è stata o non c'è stata, oppure se questa è una candidatura che tutto sommato è una ricompensa o uno scambio per quella prestazione che probabilmente è stata effettuata in maniera gratuita. Mi tocca rispondere. Sì, però dopo andiamo oltre. Sì, andiamo oltre, ma è evidente che il tema... Allora, le parcelle di Grillo sono a sua completa disposizione, è l'ultima della quale risale al 2002. Il meccanismo delle candidature è noto al grande pubblico. Le candidature all'uninominale sono state scelte dal Presidente Di Maio.
e sono state scelte in base al mio curriculum, che lei dimostra di ignorare, perché io per 35 anni sono stato nell'associazionismo dei consumatori. Gli ultimi 10 anni sono stato presidente nazionale dell'associazione dei consumatori. In questa veste io ho Monte dei Paschi di Siena? Monte dei Paschi di Siena, mi pare che lei lavorava per il Monte dei Paschi di Siena e ha rovinato tantissime famiglie con i suoi decreti ingiuntivi, ha rovinato molte famiglie. Vabbè, lo dica ai cittadini lavetini con cui nemmeno si ferma a fare un saluto. Qualifica la persona. No, mi qualifica, la qualifica. Certo. Poi le volevo aggiungere che io sono stato giudicato prima eletto in assoluto al comune di Catanzaro nella storia, prima eletto assoluto con Forza Italia, quindi i calabresi mi hanno più volte giudicato mi rendo e conto mi hanno del suo premiato, nervosismo, al contrario di lei che si è presentato alla Mezia per fare il sindaco e non è stato eletto nemmeno consigliere comunale. Io capisco il suo nervosismo. Lei insiste e offende l'opinione pubblica perché cerca un consenso che i cittadini non le vogliono dare. Quando cammina per le strade saluti la gente, allora poi capirà e potrà capire che cosa significa avere un rapporto con i cittadini. Allora, capisco che il consigliere Tallini abbia un nervosismo che gli viene non sono nervoso, dalla sono situazione assolutamente che, tranquillo ormai la gente e lei sta mi sembra un semplice fuscello. Se sugli argomenti non posso rispondere, poi parliamo dei documenti, non ce ne andiamo da qua. Io sono stato difensore della banca Monte dei Paschi fino all'anno 2000 e ha rovinato molta gente. Me ne sono andato con una lettera indirizzata alla direzione generale del Monte dei Paschi dicendo che io non potevo più continuare a fare il difensore di una banca perché si creavano delle situazioni di disparità e di ingiustizia. Se ne accordo dopo, va bene, abbiamo capito. Quindi si è pentito, se ne è accorto dopo e se ne è pentito dopo. Questa è sua disposizione, ma me ne sono pentito 20 anni fa. La ringrazio per la sua onestà, almeno in questa cosa è stato onesto. Chiudiamo qui perché adesso dobbiamo sentire, perché se no l'esponente di Più Europa con Bonino, Sergio Stumpo, diceva. No, io sto ascoltando con molto interesse, devo essere sincero, sicuramente ho tratto da questa discussione che non riceverò mai un like dall'onorevole Tallini e se vuole le posso mandare il mio curriculum da pubblicare sul suo sito, nel senso se noi usciamo momentaneamente dalla gogna, perché forse è un meccanismo storico che ci stiamo portando ultimamente nella politica, di identificare il mostro e si inizia a parlare di dialogo, di costruzione, di fare qualcosa per la nostra terra, per la nostra Calabria, forse il dibattito politico diventa anche molto interessante. Io conosco di traverso, per quello che ho letto, tutta la storia dell'onorevole Tallini, che indubbiamente ha rappresentato un periodo storico della nostra regione. Poi che sia la magistratura o che sia il votante a premiare o non premiare, questo è una cosa che non spetta a me. Alla stessa maniera non mi va di attaccare il Movimento 5 Stelle, di cui ricopro grande stima per il meccanismo che hanno messo in piedi di partecipazione attiva della popolazione alla vita pubblica, con qualche limitante che anche loro ammettono e che probabilmente è quello che dovremmo iniziare a fare anche rispondendo alla sua domanda, ed è quello che sto iniziando a fare, cioè iniziare a parlare, a dialogare con le persone per capire se c'è o se ci potrà essere uno spazio per costruire un qualcosa che in qualche modo si è rotto. Noi inizieremo a breve a fare incontri di piccolo taglio, non facciamo comizi anche perché questa legge elettorale non permette ai gregari di fare grandi manifestazioni, è tutta in qualche modo concentrata sull'uninominale, su queste persone che stanno lottando per un voto dove effettivamente la conflittività è molto più forte. Noi invece stiamo cercando di portare avanti delle iniziative a contatto con le persone per significare fondamentalmente un concetto che è alla base della nostra lista, cioè dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare alla
nostra collocazione all'interno di un qualcosa che naturalmente si sta sviluppando e che si chiama Europa. E in questo spesso e volentieri, anche discutendo con altre forze politiche, io cerco sempre di convincere alla convergenza, nel senso che noi dobbiamo parlare di sviluppo, immagino sia interesse di tutti. Possiamo essere tutti diversi nella logica dello sviluppo, però l'importante è che ci sediamo e facciamo sinergia, forza e dialogo verso il raggiungimento di questo. La campagna elettorale è difficile, io la sto vivendo sia direttamente in Calabria al Senato, dove comunque la regione ha una dimensione geografica non indifferente, benché appare piccola sulla mappa, è lunga e larga da transitare. Poi, sì. raggiungere i vari centri. Io dico sempre, noi dobbiamo cercare di convincere le persone da Melito Portosalvo ad Alessandria del Carretto, che è uno dei paesi forse più belli della Calabria, ma anche più difficili da raggiungere perché le infrastrutture non premiano queste realtà. I tempi stretti li stiamo vivendo anche per esempio sulle candidature europee del Nord America, del Sud America, dove noi abbiamo degli esponenti che stanno facendo in soli 15 giorni 21 capitali. Non è una cosa semplice, perché in Europa il voto inizierà il 15 di febbraio per corrispondenza. In tutto questo è normale che forse, e questo poi è un'accusa che faccio in generale alla politica, si cerca di demonizzare qualcuno o qualche cosa perché forse non c'è neanche il tempo di spiegare i concetti, e quindi probabilmente è preferibile per me entrare in contatto con il territorio, perché il territorio ha bisogno di essere coinvolto, e mi piacerebbe concentrare la mia attenzione sui temi specifici che possono essere di interesse della campagna elettorale. Territorio, Pallini. Sì, io sono d'accordo con gran parte del ragionamento fatto dall'onorevole Stumpo. Stumpo, sì. Non vorrei... Sergio Stumpo, perché altrimenti c'ho l'omonimo che no. alla Camera. Sono talmente d'accordo che mentre tutti demonizzano questa legge, che in effetti non è perfetta e che in effetti magari premia soprattutto quei partiti che riescono a creare sinergie e coalizioni, ma per la prima volta io sento, attraverso la mia campagna elettorale, perché poi è vero, si introduce questa percentuale di parlamentari che verranno tra Camera e Senato eletti nei collegi uninominali. E guardate che io vedo che per la prima volta la gente è interessata. Io conosco tanta gente e quindi ho cominciato la campagna elettorale. Ho molti consiglieri comunali di riferimento, i quali a loro volta mi riferiscono. Io, camminando anche stamattina per il corso di Catanzaro, mi fermano cittadini che io nemmeno conosco per dirmi questo, comunicarmi, trasmettermi questo contatto che per la prima volta, praticamente dopo tanti anni, per colpa della politica, anche del centrodestra, ma poi dopo il centrodestra c'è stato il centrosinistra, non è che l'ha cambiata la legge elettorale, e poi dopo il centrodestra e il centrosinistra non è che 5 Stelle abbia fatto sfaceli per cambiare la legge elettorale, perché poi le candidature, come noi abbiamo visto, vengono dall'alto, e allora ne posso dire questo. Sono stati gli unici ad opporci a questa legge elettorale. Sì, a parole. A parole. Poi, ci sono gli atti parlamentari. Consigliere Tallini, si abitua a leggere gli atti ufficiali, perché mi sembra totalmente deficitario da questo punto di vista. Io se la rifiuto poi faccio un criterio diverso, le primarie, poi invece le primarie viene Di Maio e praticamente decide, come tutti i partiti dell'arco costituzionale, come gli altri partiti, cioè il Movimento 5 Stelle, in poco tempo è diventato mentre invece il centrodestra e il centrosinistra si sono riuniti nelle segrete stanze a Roma per accoltellarsi sulle candidature. Dichiara di essere assolutamente diverso da tutti gli altri, e poi più riconoscono i rappresentanti, i cittadini, e più li evitano.
meno si conoscono e forse se non si conoscono qualche consenso lo prende. Ma torniamo a noi. Il problema qual è? E lo dico all'onorevole Stumpo. Ancora non sono onorevole, me lo auguro dopo. Va bene, io glielo dico in termini politici perché insomma credo è che, un augurio, grazie. Credo che io non penso come altri che chi ha alle spalle una storia politica, lo diceva lei prima addirittura, cioè la cosa più nobile di questo mondo, ma non possiamo spiegarglielo poi a chi non capisce che cos'è la politica, non capisce il senso della politica, che cosa significa essere altruisti e dedicarsi ai problemi degli altri. E allora volevo dire che il concetto che lei ha espresso è un concetto assolutamente vero e condivisibile, cioè creare sinergie per il territorio. Qual è il problema? Che fino ad oggi questa legge, le precedenti leggi elettorali hanno premiato i nominati. I nominati sono stati nominati dai leader nazionali, dovevano andare a Roma. Io quindi non credo che la classe politica nostra non era all'altezza, no, non era nelle condizioni, cioè arrivare con le mani libere per poi esprimere e battersi per il territorio. 5 Stelle ha fatto le primarie per i secondari, però per i primari tutto è diventato più facile. No, io stavo esprimendo questo concetto questo concetto che per la prima volta con i collegi uninominali, chi viene eletto nei collegi uninominali arriverà a Roma con le mani libere e potrà rispondere finalmente ai cittadini. Ho dei dubbi però. Allora, io riparto dall'intervento dell'amico Sergio. Il rapporto col territorio dei candidati è una cosa importantissima, tant'è vero che nelle regole del Movimento 5 Stelle i candidati devono essere residenti nel territorio dove si candidano. A fronte di questo noi abbiamo registrato, io vengo da Lamezia, abbiamo registrato da parte dei maggiorenti di Forza Italia e del centrodestra una fuga del territorio. Abbiamo l'onorevole Galati di Lamezia che si è andato a candidare ad Avellino, abbiamo l'onorevole l'ex onorevole Talarico di Lamezia che si è andato a candidare a Reggio Calabria. Tutti fanno parte del gruppo al quale appartiene il consigliere Tallini, erano insieme nella presentazione delle liste. Per la verità Galati veniva dal governo di centrosinistra. Il rapporto col territorio si misura con fatti concreti. I fatti concreti che io posso esporre sono per esempio 2 anni di attività a difesa dei perseguitati da Equitalia. Abbiamo avuto nel nostro sportello di Lamezia 3.000 cittadini, abbiamo fatto sgravare 7 milioni di tasse ingiuste. Queste, per fare un esempio, posso citare la battaglia che abbiamo fatto contro gli aumenti dell'IMU, portata davanti al TAR e davanti al Consiglio di Stato, restituiti 10 milioni ai cittadini di Lamezia Terme. Posso citare la battaglia sull'aumento illegittimo, sul calcolo illegittimo effettuato dalla Tari. Se penso a che cosa ha fatto il consigliere Tallini, io mi sono documentato, 20 interrogazioni in 3 anni di attività di consigliere regionale, neanche un'interpellanza, 4 mozioni. Se volete ve le cito uno per uno, ditemi quali di questi atti consiliari il consigliere Tallini si è interessato del suo territorio, in particolar modo del territorio di Lamezia o di Catanzaro, e pretenderebbe oggi di ergersi a difensore dei lametini. Vorrei ricordare che solo 24
24 ore fa il sindaco Abramo, sostenuto dal consigliere Tellini, ha proposto una convenzione con la commissione straordinaria, perché come è noto Lamezia, a causa delle problematiche criminali che hanno coinvolto esponenti del centrodestra, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Il sindaco Abramo ha proposto di supportare l'amministrazione commissariale di Lamezia Terme, descrivendo l'intera città di Lamezia Terme come una città di mafiosi, una città incapace di autogovernarsi e di avere la propria sovranità. Quando io ho fatto questa contestazione al consigliere Tellini, il consigliere Tellini ha detto posso dirti subito, tu prima di tutto... No, mi deve fare concludere, perché il consigliere Tellini addirittura ha fatto un comunicato nel quale ha detto che mi avrebbe querelato se io avessi continuato ad accostarlo allo scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia. Nel frattempo ha detto di essere comunque vicino all'amministrazione Mascaro. Il sindaco Mascaro da 2 giorni è anch'egli indagato per abuso d'ufficio e per false dichiarazioni al pubblico ministero e si aggiunge agli altri 11 consiglieri di Lamezia Terme indagato per questi motivi. Allora io dico che la città di Lamezia Terme è una città nella quasi totalità sana, è la politica sbagliata, è la politica malata. Allora il consigliere Tellini, che è qui davanti a me, chiarisca questo passaggio. Se lo vuole chiarire con una querela, lo chiariremo davanti a un tribunale. Abituato a fare le querele. Lei lo ha dichiarato. Se lei diffama, sì. Se lei dice, lei chiarisca se me l'ha fatta dalla parte 3 volte, me la deve fare una domanda. No, mi deve fare, non l'ho fatta ancora la domanda. Se è dalla parte della amministrazione disciolta per infiltrazioni mafiose, degli 11 consiglieri al quale si è aggiunto il sindaco Mascaro, ultimo indagato, o no, perché allora a questo punto capiremo se effettivamente le mie affermazioni sono corrette o meno. Chiarisca questo. Allora, posso mando la pubblicità un attimo? Ma non mi dà la possibilità? Sì, mando la pubblicità un attimo. Mando la pubblicità e poi replica e poi sentiamo Stumpo. A tra poco. Risponde subito, immediatamente. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, siamo tornati in diretta. Allora, deve rispondere. Allora, noto, e lo dico con cognizione di causa perché glielo dimostro, che tra atteggiamenti subdoli e atteggiamenti falsi e falsità, praticamente 5 Stelle continua imperterrito la sua campagna elettorale basando tutto sulla demonizzazione degli altri. Su tre cose. Mi ha parlato della mia attività in Consiglio regionale, mi ha parlato di interpellanze e di interrogazioni. E dei consiglieri Galati e Talarico con i quali fa gruppo. Parleremo pure di questo, perché quindi se ne annoti un'altra. Appartengono di più. Quelli li appartengono di più o appartengono di più magari ad altri schieramenti, non al sottoscritto. Cosa c'entro io con Galati e con Talarico? Poi me lo deve spiegare. Avete presentato insieme le liste del centrodestra? Sì, io portavo la borsa e lui mi aiutava. Ma guardi che a Lamezia e a Catanzaro lo conoscono bene i suoi rapporti. La prego adesso di farmi parlare e di stare zitto. Vabbè, stare zitto lei non lo dice lo dico perché è il mio turno e lei stia zitto perché io ho il diritto alla replica e io non l'ho interrotto. Io parlo. No, lei non parla quando parlo io e quando è il mio turno, parla quando è il suo turno. Vale a vicenda questa cosa. E allora, prima combinazione nei dati che ha dato non ha dato
gli interventi in Consiglio regionale, guarda caso, dove si vede se uno fa l'opposizione o non fa l'opposizione, se uno tutela o non tutela i cittadini. Boh, insomma, lo manderemo a studiare la prossima volta per vedere se in Consiglio regionale e che tipi di intervento. E insomma qua c'è una tribuna televisiva dove insomma, più volte insomma, io sono stato invitato e ho rappresentato e mi è stato riconosciuto di essere uno dei pochi ad aver fatto la vera opposizione ad Oliverio. La seconda cosa, Abramo che chiede, praticamente chiama mafiose perché è registrato, io glielo dirò ad Abramo di sbobinare questa trasmissione, che chiama mafiosi i cittadini di Lamezia. È stato detto adesso dalla... No, è stato detto da un consigliere di Forza Italia di Lamezia Terme. Le chiedo scusa, mi faccia finire di parlare, non è in tribunale in questo momento. Ecco. Allora, mistificando la realtà, il commissario di Lamezia è andato da Abramo a chiedere una mano attraverso un suo funzionario che era un ex dirigente della Regione Calabria perché competenze su determinate questioni se poteva fare. Abramo si è dimostrato assolutamente disponibile. Questo funzionario è tra l'altro il dottore De Marco, quindi, che da poco sta prestando un'attività diciamo gratuita al comune di Catanzaro, figuriamoci che, e praticamente il commissario, avendo avuto questa disponibilità da Abramo per questa consulenza di questo funzionario, è stato consigliato proprio in virtù di questo senso di collaborazione di fare un semplice comunicato stampa che chiaramente qualcuno ha strumentalizzato e addirittura si è detto che praticamente Catanzaro vorrebbe, siccome sta cavalcando un po' il candidato di 5 Stelle che dovrebbe rappresentare la Calabria, sta cavalcando un po' lo scioglimento, la questione della vicenda della collaborazione e addebitando ad Abramo dichiarazioni inesistenti. Quindi io dirò ad Abramo di sbobbinare interventi di questa cosa e gli dica anche di leggersi la dichiarazione del consigliere Ruberto di Forza Italia. Mi lasci parlare, sia anche perché insomma, se no andiamo a rasentare un po' anche la buona educazione. Insomma. Veramente era già bello che superata il confine. No, mi lasci fare l'intervento perché lei non può dare assolutamente a nessuno, proprio a nessuno, che ha sottoscritto. Quindi si informi meglio, studi meglio, si prepari meglio sulla mia storia, perché io di lei ne so abbastanza, anonima, e non saluta nessuno quando cammina per strada. Ecco, questa è una colpa gravissima. Una sociale che poi improvvisamente pretende questa di avere è una colpa gravissima dell'opinione pubblica. L'ultima cosa, perché poi dopo devo dare la parola a Sergio Strumpo. Vabbè, l'attività, la questione del comune di Lamezia Terme, io ho detto, quindi anche qua un'altra cosa falsa detta, io ho detto che lo avrei querelato se avesse accostato il mio nome a vicende che riguardano questioni di criminalità organizzata, che riguardano la storia dell'infiltrazione del comune di Lamezia. Ma non l'ha detto però. Io questo ho detto. Non l'ha detto allora, siccome lui dice che io ho detto che io non ho avrei detto che l'avrei querelato sulla questione del comune di... No, lui l'ha riferito, non io. Io le riprendo il suo comunicato stampa. Ho detto, sì, riprende il suo comunicato stampa. Come mai questa volta non l'ha... No, abbiamo qui l'autore in persona. Sono io. Allora, lo dica qual è la sua... La faccio io. Allora la faccio. Ed io ho parlato e ho detto in questo comunicato stampa che se lei avesse continuato ad accostarmi a vicende di criminalità che riguardano lo scioglimento del comune di Lamezia, io l'avrei querelato. Lo faccia e poi vedrà se io non lo querelo. Io sto aspettando la risposta. Se lei prende... Detto, io voglio sapere... amico
del sindaco Mascaro, persona per bene, che ha risanato il comune di Lamezia, persona assolutamente conosciuta, non sconosciuta come lei a Lamezia Terme. Perfetto, perfetto. E anche degli altri 11 consiglieri di centrodestra coinvolti nello scioglimento? No, io non le risulta. Quelli che conosco sono i consiglieri comunali e con cui ho rapporti consiglieri comunali per bene, quelli che conosco. Quelli che non conosco e che hanno problemi che devono essere approfonditi, poi si vedrà. Mi è sufficiente come risposta. Sentiamo invece il progetto di Europa di Bonino, Sergio Stumpo. Capisco che sicuramente adesso io esco da questo duello anche perché mi sento estraneo e non coinvolto. Per certi aspetti vi ringrazio pure, perché se la lista Bonino sta all'interno del centro-sinistra e dovrebbe avere, tra virgolette, nemici, scontratevi, mi fate un grande piacere, quindi è un ringraziamento che vi faccio. Riporto un attimo l'attenzione sulla sua domanda. Legge elettorale, io mi sono chiesto, così come si è anche chiesta Emma Bonino, se prima dell'approvazione se la siano letti tutti, perché questa legge elettorale nasce con una sua complessità interna che ha portato quasi tutti i partiti a raggiungere l'ultimo minuto per le candidature. L'alternanza uomo-donna, la distribuzione territoriale, le nomine dell'uninominale, e se ricordate bene Emma Bonino in maniera molto provocatoria ha detto: io vado a raccogliere le firme, sono disposta a stare col centro-sinistra, ma datemi gli uninominali, cose che non riuscivano a produrre in tempo per poter candidare la raccolta delle firme di tutta la coalizione. Quindi su questo aspetto è vero che probabilmente l'opinione pubblica deve essere maggiormente informata, perché oltre a questo elemento che oramai per me è passato, sono nate le nomination, chiamiamolo così, un po' alla televisiva, adesso c'è un elemento importante dove probabilmente invito tutti a riflettere, che è quello di educare l'elettore a votare. Attenzione, perché c'è una tendenza, e questo lo lamento e mi sono trovato d'accordo con Di Maio, l'ho anche pubblicato, a non far votare le persone. Attenzione, perché questo è un atto di grande inciviltà, non far votare le persone, e se vuole anche una mancanza di responsabilità dell'elettore andare a votare. La spiegazione secondo me va in mano al mondo dei media, che devono spiegare come funzionerà questa espressione di voto e che valore ha questa espressione di voto con questa struttura delle coalizioni. Emma Bonino sicuramente è presente all'interno della lista di centrosinistra e si sta muovendo nella logica di offrire il voto di opinione all'interno del centrosinistra, perché noi rimaniamo liberi, tra virgolette, di portare avanti le nostre iniziative, le nostre politiche, anche se in alcuni casi in contrasto con quelli che possono essere quelli degli altri alleati, ma per questo è perché la pluralità porta alla convergenza di iniziative positive. Entrando un po' nel merito e cercando di captare tematiche, io stimo molto il lavoro probabilmente fatto dall'avvocato Di Ippolito contro la istanza di persecuzione delle imprese attraverso lo strumento Equitalia, adesso si chiama Agenzia delle Riscossioni, ci sarebbe da discutere tantissimo, però vorrei farvi convergere per esempio su una tematica che è di interesse di tutti, iniziando a declinare con maggiore correttezza la distinzione che c'è tra l'evasore, l'elusore e l'impresa in difficoltà. L'impresa in difficoltà oggi è l'impresa che si sente vessata da questo meccanismo della presunzione di reato a non poter operare perché c'è questa piccola mancanza di stabilire la grande differenza tra l'impresa in difficoltà e l'evasore fiscale. Io ho sempre dimostrato, anche vittima per certi aspetti di Equitalia, ma cosciente perché imprenditore in difficoltà, che io non è che non volevo pagare, le ho dichiarate, mi spiego, però comunque mi sento bloccato, non posso partecipare alle gare, non posso se non trovo un accordo correttamente con lo Stato che in qualche modo mi accoglie. Allora forse oggi parlare di impresa significa anche parlare di questo, cioè iniziare a capire se ci sono degli ostacoli che si possono sbloccare prescindendo forse dalla promessa di miliardi e di milioni che possono arrivare o non possono arrivare. La stessa cosa, visto che il mio è un obiettivo di proporre questa Europa,
andiamo a leggere con attenzione, ad esempio, che cosa dice l'Europa relativamente alla situazione contributiva delle imprese. Non esiste da nessuna parte nella direttiva europea l'obbligo di presentazione del DURC alle gare d'appalto. Non esiste, in Spagna non esiste, in Francia non esiste, è solamente un'interpretazione probabilmente non corretta di una direttiva che invece tende a salvaguardare i diritti dei lavoratori in tutta Europa. Quindi iniziamo anche a fare questo distinguo. La posizione dell'onorevole Tallini, è corretto a mio avviso che il politico non si occupi dei suoi residenti, perché una volta che viene eletto a livello regionale si deve occupare della regione, perché altrimenti si candidava come sindaco, mi scusi se... Quindi la vedo, forse potrei in qualche modo osservare che forse solamente i 4 interventi possono essere minimi, ma abbiamo nel centrodestra esperienze anche meno produttive, per cui non sto a contare il numero di mozioni o il numero di interpellanze. Sicuramente c'è da tenere presente che l'onorevole Tallini rappresenta un elettorato e quindi di tutto rispetto alla sua figura non tanto e solo come persona, ma quanto portatore di interessi di un certo numero di persone che in lui trovano un esponente. Per cui non mi piace l'attacco personale, non mi piace la personalizzazione, ma mi piace discutere su eventualmente come e in che maniera il suo elettorato ha un'espressione come dire, pubblica che può essere messa sul tavolo delle prossime elezioni. Vediamo allora le differenze che ci sono tra le varie proposte in campo. Qual è la domanda? Questo, le differenze che ci sono, quali sono? Sono visibili, sono nette, sono chiare? Allora, questa è la domanda. Sì, allora... Forse non sono stato felice nell'esposizione. No, assolutamente. Allora, io faccio una valutazione semplicissima. Se guardiamo i programmi elettorali sono tutti belli, non ce n'è un programma elettorale che non contiene cose che non siano condivisibili. Il problema è passare dai programmi elettorali a che cosa viene fatto e che cosa si fa. Allora, ritorno poi un attimo dopo sulla questione delle imprese. Io osservo, se la domanda era le differenze, che i programmi elettorali probabilmente hanno tutti quanti dei punti in contatto. Dalla nostra parte sì, però il mio approccio alla politica segue certi canoni, il suo ne segue un altro, cioè questo è... Ho capito perfettamente, ma il dato rilevante in questa elezione che rispetto alle cose che tutte le forze politiche si sono impegnate a fare, noi abbiamo di fronte uno schieramento di centrodestra e uno schieramento di centrosinistra che hanno governato per anni e che oggi promettono di fare cose che avrebbero potuto benissimo fare nel momento in cui si trovavano al governo. Quindi è inutile parlare, io aspetto soltanto che Berlusconi dica che sono stati modificati anche i parametri del diabete e del colesterolo, così avremo forse maggiore attenzione dal pubblico. Per tornare al discorso che si riferisce alle imprese, sulle imprese bisogna intervenire dando un segno vero di svolta rispetto alle politiche che sono state fatte fino ad oggi a livello nazionale e a livello locale. Allora, a livello locale è evidente che si deve spingere e puntare sullo sviluppo di nuove imprese che possono cercare un mercato partendo dalle tipicità calabresi, quindi penso a un'agricoltura di qualità, penso per esempio al settore delle energie alternative. Per le imprese che già ci sono, che già esistono, oltre alla necessità di convertirsi verso il nuovo, evidentemente devono essere assistiti eliminando la
pressione fiscale che è insopportabile, una delle più alte d'Europa, eliminando la disparità di trattamento dell'imprenditore nei confronti dello Stato quando parliamo per esempio della riscossione esattoriale. Che era Equitalia, che oggi si chiama Agenzia delle Entrate e Riscossione, ma c'è stato soltanto un cambio di nome, non un cambio nella sostanza della riscossione esattoriale. Vanno altresì approfonditi gli strumenti di assistenza finanziaria con un meccanismo diverso. Per questo noi proponiamo una banca nazionale, statale, che si occupi di finanziare le imprese. Perfetto, grazie. Carlini. Ma insomma, che i programmi dei partiti siano tutti belli, insomma, non si giudica dall'estetica oppure dalla... ma sarebbe stato grave se fosse detto se sono tutti uguali. In genere si dice così, tutti belli, insomma, e invece non sono nemmeno tutti uguali, perché questo è, diciamo, può essere l'espressione di chi insomma, non ha alcuna esperienza politica e pensa che legge una proposta magari di un partito e magari pensa che sia uguale e bella come quella di un altro. Invece ci sono delle differenze assolutamente profonde che lasciano anche intravedere diverse visioni di come si vede la vita, di come si vivono i valori, di come si pensa di organizzare una società. Sulla questione fiscale, io ho ascoltato insomma, anche attentamente le cose che insomma, diceva Stumpo prima, e ci sono due modi assolutamente diversi di vedere, diciamo, la questione fiscale. C'è quella di sinistra che pensa è sempre intrisa di un condizionamento che deriva dal fatto che insomma, la caccia all'evasore a tutti i costi e poi quelle cose, quelle degenerazioni sono il frutto di un sistema che tende addirittura a pensare che ha ammazzato una certa economia, per esempio l'economia, no, assolutamente Equitalia è uno strumento assolutamente da farla sparire o da riconvertirla, perché io credo che utilizza sistemi che dovrebbero essere aborriti, insomma, perché qua non si tratta di andare a fare il proprio dovere rispetto al cittadino, ma ha ragione lui, dovrebbe andare a vedere da chi va e per quali ragioni quel cittadino non è nella condizione di pagare una cartella esattoriale. Ma insomma, però oggi come oggi ci sono anche i comuni che sono diventati peggio di Equitalia, quindi c'è tutto un sistema di recupero di crediti che comunque con quel cittadino non sa come fare, non ha la possibilità di verificare il cittadino se quel tributo l'aveva già pagato o non l'aveva pagato. A me è capitato che insomma, dopo aver approfondito alcune questioni qualcuno mi ha chiesto scusa perché c'era stato un errore, e se il cittadino va a pagare, e allora per esempio la riforma fiscale, noi pensiamo che la riforma fiscale per le famiglie e per le imprese deve essere assolutamente alleggerita, e credo che la vera grande rivoluzione che il centrodestra e Berlusconi sta preparando con impegni anche di cronoprogramma è quello di portare la tassazione al 23%. Solo così si può rilanciare l'economia. Tanto per dire, in Calabria, ecco, io voglio lanciare questo appello a tutti i candidati, insomma, se lo volessero. Io credo che c'è una grande opportunità in questo momento, è questa delle ZES. Io credo che per via di una classe dirigente incapace di poter spendere una parola per la Calabria è stata considerata come regione sottosviluppata come tutte le altre, anche quelle che sono meno sottosviluppate della Calabria o che addirittura sono sviluppate. Cioè,
la Calabria, se è vero che è l'ultima regione d'Europa in termini di PIL, in termini di sviluppo, deve essere guardata con occhi e con strumenti eccezionali. E la ZES è uno strumento eccezionale. E allora perché? E non è una provocazione, non far diventare la Calabria tutta ZES, oppure non far ampliare la ZES, che in questo momento è vista in un angolo della Calabria dove sicuramente non avrà futuro e non avrà prospettive. Perché non riportarla in quest'area centrale della Calabria, che praticamente la ZES significa interventi per le aziende, agevolazione, credito, occupazione, significa tutto questo. Questa è la proposta che parte. Siamo proprio in chiusura, avete un minuto di tempo per magari, non so se volete agganciarvi a questa proposta. Velocemente, la posizione della lista Ema Bonino è una posizione che cerca innanzitutto a riportare la P maiuscola alla parola politica. Questo si fa esclusivamente con il coinvolgimento diretto dei cittadini, che per noi devono iniziare a ragionare in termini di cittadini calabresi, cittadini italiani, casomai orgogliosi del fatto che Italia viene dai vitalioti che siamo noi calabresi, e iniziare comunque ad accettare il fatto che siamo tutti quanti cittadini europei. Nell'applicazione del programma a livello regionale, oltre all'eventuale ZES, oltre agli strumenti che in sé sono fondamentali per partecipare a questo sviluppo, l'idea di portare la Calabria in Europa significa la Calabria al centro del Mediterraneo. Il futuro è lo sviluppo dell'area mediterranea, è lo sviluppo di un'economia verso un paese terzo di cui noi possiamo giocare un ruolo fondamentale. Noi siamo, chiedo scusa, a differenza di tanti, perché il pensiero positivo, tutti questi di più Europa devono essere parte della campagna elettorale, noi siamo la statua, in qualche modo il luogo che rappresenta la libertà della migrazione, perché noi stiamo ricevendo con onore persone che hanno bisogno di essere ricevute, e possiamo in qualche modo rappresentare il centro del Mediterraneo in termini economici, sociali e di tutto ciò che riguarda questa posizione. Grazie. Superata la conflittualità? Sì, direttore, le do una notiziona. Sono addirittura d'accordo con un'affermazione che ha fatto il consigliere Tallini, laddove ha detto che io non ho un'esperienza politica, avendo soltanto 40 anni di esperienza nel sociale, e che lui ha 37 anni di esperienza politica. È una espressione che gli sottoscrivo e che vorrei che ripetesse in tutti i suoi incontri che farà con i suoi elettori. E la differenza che proponiamo agli elettori è questo: tra chi per 40 anni ha gestito la politica, tra chi si affaccia alla politica venendo dal mondo del sociale e dal mondo delle esperienze vere dei diritti dei cittadini. Qui è la scelta che gli elettori devono fare. Per il resto il movimento chiede il voto dei cittadini per un cambiamento radicale nella vita della politica, e perché nei nostri programmi vengono declinati tutta una serie di punti, penso al reddito di cittadinanza, alle pensioni di cittadinanza e così via, che servono a garantire la qualità della vita dei cittadini. No, è un po' il concetto di prima, non era quello che uno è nuovo, è che uno non sa leggere il programma e l'altro invece lo sa leggere e capisce la differenza che c'è tra la destra e la sinistra. Era questo, ma siccome la mistificazione fa parte del DNA e quindi continua... Se lo potranno riascoltare, se lo riascolti pure lei la sua affermazione. Se mi fa concludere, visto che ha concluso lei, mi faccia concludere. Quindi io ritengo che... E poi, insomma, io mi sono sentito dire tutto in questa, diciamo, lunghissima mia esperienza, non di 2 anni, perché insomma poi se uno si affaccia alla politica da 2 anni e ha 18 anni, a 20 anni lo può pure fare, ma a 60 anni insomma si affaccia alla politica, insomma a 60 anni dovrebbe pensare ben altro.
tutto mi sarei sentito Lei ne ha 66 dire, mi pare, sì, no? sì, perciò io però faccio politica da 40 anni Sì, e quindi me ne vanto. glielo sottoscrivo questo. Me ne vanto, lo so che me lo perché per lei io invece da 40 mi occupo dei diritti dei cittadini. Per lei è un concorso la politica, presenta il curricula e in base al curricula e queste si fanno le short list. Lei confonde la politica con una short list per trovare magari che confonde la politica con l'impegno verso i cittadini. No, io sono da 40 anni che sono al servizio della gente e lo sanno bene tutti. Concludere che tutto mi sarei mai sentito dire tranne che io non ho fatto nulla, perché poi c'è pure questa grande contraddizione: da una parte sto in politica da 40 anni, dall'altra dice che io non avrei fatto nulla, perché poi non si capisce la ragione per cui i cittadini, i calabresi, e i lametini e i catanzaresi mi tribunino tanti consensi. È una cosa che la lascio insomma a 5 Stelle. No, io voglio solamente aggiungere un po' di minimo di mio curriculum. Io mi occupo di sviluppo economico in tutto il mondo da 20 anni e cercherò di apportare questo anche in Calabria. La mia sfida, tra virgolette, è una sfida che continuerà, non si ferma a questa esperienza di voto al Parlamento del 4 marzo, ma voglio comunque accompagnare la Calabria in Europa, perché è quello che mi sono prefissato. Non deve sforare i 2 anni però, In che senso 2 anni? Perché se supera i 2 anni poi diventa vecchio. No, per il momento facciamo i prossimi 10. Non ha il titolo per poterlo fare. E l'obiettivo è quello di portare avanti un'iniziativa di Emma Bonino, del commissario per il Mediterraneo, e portare l'Agenzia per il Mediterraneo in Calabria. Bene, si chiude qui. Ma volete stringere la mano adesso? No, io per me perfetto, perché la politica è un dibattito politico. Siamo in un paese civile. Dibattito politico. L'educazione innanzitutto. Vabbè. Io credo di essere abbastanza educato. Me l'ha insegnato mio padre ed io l'ho insegnato già ai miei figli. Umiltà ed educazione. Fare le valutazioni su se stesso non è mai una cosa bella. Aspettiamo quello che ci dicono gli altri. A me mi giudicano gli altri, no? A lei l'hanno giudicato e l'hanno bocciato. Gli altri. Bene, possiamo chiudere qui. Grazie, grazie per essere stati con noi, grazie a chi ci ha seguito, ci vediamo domani, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.